e beve, e a me mi hanno lasciato a Milano con un tempo che non è tanto per la quale, con un traffico allucinante. Abbiamo fatto le corse, grazie al mio amico Gaspare sono riuscito ad arrivare in tempo. Oggi sarà una trasmissione un po' particolare, avremo degli ospiti, però la volevo concentrare perché siccome sui social mi stanno arrivando tantissime domande e considerazioni sulla questione concorsi e altre, oggi ho tempo e opportunità senza che, a proposito, saluto Natalia e ringrazio sempre Natalia alla regia perché è sempre disponibile, super professionale e poi ha una pazienza enorme per sopportare tutti noi. Dicevo, oggi abbiamo tempo, quindi non posso essere cicchettato perché lasciavo di solito alla parte finale della trasmissione l'argomento concorsi, quindi oggi svisceriamo un attimo tutto ciò che mi avete chiesto sui social e sono arrivati veramente tantissimi messaggi, ripeto, sia di domande che di considerazione, in attesa che si collega il nostro ospite Pasquale, quindi iniziamo questo argomento. Intanto ringrazio sempre Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria, al mondo carcere, al SINAPPE. Noi facciamo questa trasmissione da 8 anni, 8 lunghi anni, quindi veramente grazie a Radio Libertà, perché questo per me è attenzione, no, verso il nostro corpo, ciò che non ci riservano altre testate o altre radio, anzi parlano di carcere e polizia penitenziaria solo per infangare il nostro corpo. Quindi io non smetterò mai di ringraziare Radio Libertà e la Lega tutta, perché comunque ripeto, questa è vicinanza, non le chiacchiere le lasciamo ad altri. Detto ciò, un saluto particolare a tutti voi che ci ascoltate ormai da 8 anni. Devo dire la verità, spesso mi capita quando sono in giro o magari entro in qualche istituto che i colleghi da nord a sud mi dicono: guarda che ti ascoltiamo sui Radio Libertà, ti ascoltiamo, e questo a me fa piacere perché vuol dire che è sinonimo di attenzione, vuol dire che riusciamo a trasmettere un messaggio, no? Verso i tantissimi nostri colleghi che lavorano come sempre in condizioni comunque non proprio belle da Bolzano a Canicattì, perché voglio dire, solo grazie ai grandissimi sacrifici che fanno gli uomini e le donne della polizia penitenziaria che comunque in istituto si riesce ancora a stare nella maggior parte bene. Ripeto, solo grazie a loro, perché nel quotidiano si fanno un MAZZO così. Perché non è facile semplicemente perché oggi il mondo carcere è completamente diverso, abbiamo una tipologia di detenuti completamente diversi, la stragrande maggioranza sono detenuti stranieri, tanti di essi detenuti psichiatrici, non è facile far convivere tante etnie, spesso dobbiamo assistere a eventi critici all'interno degli istituti penitenziari proprio causati da queste persone che tanti di loro ormai hanno il cervello proprio al limite, purtroppo per un uso sproporzionato delle sostanze stupefacenti, e quindi col tempo ti porta a bruciarti il cervello, e credetemi che non è di facile gestione questa situazione, e infatti la stragrande maggioranza degli eventi critici è causata proprio da queste persone, e quindi va riconosciuto veramente a tutto il corpo di polizia penitenziaria e anche ad altri operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari, ma soprattutto al corpo di polizia penitenziaria, il grande sacrificio che nel quotidiano fa per mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari. Niente, abbiamo già il primo ospite che, oltre ad essere un mio carissimo amico, il segretario nazionale del SINAPPE, lui vive in Campania, quindi gestisce l'organizzazione SINAPPE in Campania, che è Pasquale Gallo. Ciao Pasquale, buongiorno. Ciao Antonio, buon pomeriggio carissimo amico mio, e un abbraccio a tutti i nostri video e radio ascoltatori. Sì, hai detto bene, video e radio, perché tanti non sanno che noi andiamo anche in diretta televisiva, quindi voglio dire, per chi vuole e magari si trova, aiutami Natalia, Lombardia e anche regione limitrofe come diretta televisiva, no? Abbiamo Lombardia. Ah, giusto, dal DAB. Ah, beh, sul sito sì, no, io dico in televisione, proprio sul digitale terrestre andiamo solo sul sito, potete guardarci da qualsiasi parte del mondo, non solo Italia, no? Ci chiamano anche dal Burundi, non parliamo il burundese, tu lo conosci il burundese, Pasquale?
Qualcosina, ma non Senti, saprei parlarlo. Pasqua, com'è la situazione in Campania? E com'è la situazione? Si lotta, si combatte tutti i giorni, quotidianamente, così come fai tu per difendere i diritti del personale di polizia penitenziaria, che come tu sai lavora sempre in condizioni oggettivamente difficili, però ormai ha imparato a lavorare in queste condizioni oggettivamente difficili, ma è un nostro dovere fare di tutto per migliorarle costantemente, quotidianamente e senza fermarci mai. La Campania vive purtroppo di una situazione di eccessivo sovraffollamento detentivo, un po' come la Lombardia, no? Sì, In Campania sono le regioni più sovraffollate. Detenuti e poco più di 6.000 posti disponibili. Abbiamo il carcere di Poggioreale, che è il carcere più sovraffollato d'Italia. Sì. Perché per lavori anche interni attualmente la capienza è di 1.300 detenuti, ma sono ristretti attualmente 1.000 detenuti in più. 1.260, sono tanti. Solo chi le vive quindi, certe dinamiche le può capire, Pasquale. Solo chi le vive queste dinamiche le può capire bene, tu le vivi e quindi chi meglio di te può comprendere la situazione. Ma noi tutti, perché ho sempre detto che noi siamo un gruppo di persone che comunque viviamo la galera, non è che ne sentiamo solo l'odore e scappiamo, quindi forse è questo che ci rende presenti e forti. Anche se comunque poi in Campania adesso c'è stato, no? Un po' di missione di personale con l'ultimo. Sì, sono arrivati 193 nuovi agenti, però la carenza comunque di personale è sempre tanta, è di circa 500 agenti, solo agenti assistenti parliamo. La carenza è tanta, Pasquale, lo sappiamo bene, perché purtroppo nei governi precedenti non è stato assolutamente preso in considerazione. Non è stato fatto niente. Il turnover. Stanno arrivando comunque forze fresche, purtroppo stanno andando anche in pensione forze che hanno dato tutto, che hanno dato troppo, e la situazione sta migliorando, ma lentamente ovviamente, perché ci sono degli arretrati da smaltire veramente, veramente duri da smaltire. E quindi ci vuole molto lavoro, molta compattezza di tutti, a partire dai vertici fino all'ultima, alla base, di tutti insieme, in maniera compatta, compresi i rappresentanti dei lavoratori, i vertici, la politica. Serve un lavoro veramente di unione per cercare di sovvertire la situazione che era veramente in declino, adesso lentamente sta iniziando a risalire, però ovviamente c'è ancora tanta strada da fare. Pasquale, io mi volevo riallacciare a questo discorso e quello che dicevi tu, aprendo una parentesi che voglio condividere con te, che è quella dei concorsi in polizia penitenziaria, no? Mai come questo governo ad oggi conta con il prossimo, che è in fase concorsuale, parliamo di circa 15.000 unità assunte, no? Da ottobre 2022 ad oggi. Quindi sono tanti, sono veramente tanti. Però noi spesso riscontriamo una problematica. Qual è quella, Pasquale? Che spesso fanno il concorso da noi, poi magari in concomitanza ci sono altri concorsi, e di conseguenza cosa fanno? Queste persone partono con noi e poi passano in altri corpi di polizia o magari a fare altro, e ciò causa certamente danno a tutti coloro che hanno una reale voglia di far parte del nostro corpo, e fanno danno comunque all'amministrazione, perché comunque tu ti ritrovi personale in meno, no? in servizio rispetto a quello che avevi previsto. E io l'ho scritto sui social, lo ribadisco anche oggi, ma so che convieni tranquillamente con me, so perché ci conosciamo da qualche annetto. Il fatto è voglio fare un appello: chi ha proprio voglia di entrare in polizia penitenziaria partecipi ai concorsi, in bocca al lupo, vi auguro di indossare questa divisa che avete voglia di indossare, ma a tutti coloro che pensano di usarci come trampolino di lancio, come corsia, che ne so, di sosta in attesa di rimettersi in un altro corpo, dico di lasciare perdere, perché altrimenti, ripeto, il danno è grande per coloro che comunque ambiscono e non riescono, ed il danno è grande per l'amministrazione che comunque perde uomini, e spesso il danno è grande, Pasquale, perché queste persone poi vanno via una volta arrivate in istituto e non possono essere sostituite. Quindi cosa accade? Accade che tu ti ritrovi in un'immissione di 20 unità, sto
la butto lì, a Milano San Vittore. Di questi 20 poi 10 se ne vanno in altri corpi di polizia, a te mancano 10 unità. Ci hai rimesso soldi perché hai investito su queste persone e quindi facendo un concorso ci hai speso soldi, ci hai speso tempo e ti trovi unità in meno. Quindi è brutto, poi magari persone che tengono realmente al nostro lavoro si trovano fuori, sperano in scorrimenti, che in questi anni è stato fatto sì col 182esimo, però non è bello, no? Uno che si impegna a fare un concorso, magari se noi guardiamo, Pasquale, l'ultimo concorso, abbiamo, parliamo di donne, abbiamo un numero altissimo, 348 donne che hanno preso 10, e in più ci sono le altre che sono comunque donne alla fase successiva che hanno preso, hanno sbagliato una domanda praticamente, e ci ritroviamo 500 persone e ne partono solo 120. Io la vedo come un'ingiustizia, perché tu hai preso 10 a una selezione, però non parti, perché lo voglio dire, perché mi stanno scrivendo in tantissimi, e i numeri del bando sono quelli. Quindi se il bando prevedeva 120 unità, signore, purtroppo non ci sarà né scorrimento e né nulla, partiranno 120 unità. Quindi perciò io facevo l'appello, Pasquale, a chi vuole realmente entrare in polizia penitenziaria di proseguire, di andare avanti, e a chi pensa di venire da noi solo per magari guadagnarsi qualche mese di stipendio in attesa di passare in altri corpi, gli dico: guarda, non venite proprio, perché non ha proprio senso e fate solo danni. Però voglio darla come risposta definitiva ai tanti messaggi che mi arrivano, Pasquale, sui social, di richieste. Non c'è nessuna previsione di scorrimento, i posti a bando, parliamo di donne, sono quelli e resteranno quelli. Quindi se magari piuttosto non vi presentate, ma dopo non venite a mandare 6 milioni di messaggi dicendo ma io sono idoneo, non vi ma io sono... No, purtroppo i posti a bando sono quelli. Capisco che non è normale, effettivamente. Pasqua, qua voglio un tuo pensiero. Non è normale che una persona che partecipa a un concorso prende 10 e rischia di rimanere a casa. Non è normale, però purtroppo ai noi i posti messi a concorso sono quelli e tu non puoi fare diversamente. È vero, verissimo. Concordo con te, Antonio, perfettamente. Concordo anche sul duplice danno che viene fatto sia all'amministrazione ma anche al partecipante che aspira ad entrare, ci tiene ad entrare nel corpo, che magari non è entrato perché è stato preceduto da chi comunque è andato a fare il corso e poi dopo ha chiesto di andare via. E il danno che viene fatto anche all'amministrazione, che dopo aver investito soldi e tempo, risorse e personale per la formazione, si ritrova comunque con l'unità in meno, che ha deciso di approdare ad altri lidi. E per quanto riguarda il discorso delle donne, è vero, ultimamente si sta assistendo a una grande domanda. Sono molto numerose le donne che fanno domanda per partecipare ai concorsi nella polizia penitenziaria, però purtroppo, essendo i posti limitati, essendo i posti pochi, perché tu sai benissimo che comunque il nostro lavoro ha delle limitazioni per quanto riguarda il personale femminile, nel senso che all'interno delle sezioni detentive può lavorare soltanto la gente di sesso maschile. Quindi di conseguenza condivido, chi ha preso 10 purtroppo è amaro, è un'amara realtà dover dire alla donna che magari ha preso 10 o che ha fatto un solo errore, ha fatto 2 errori, che comunque sta fuori per pochissimo e non riesce ad approdare magari al lavoro a cui aspirava, è difficile dirle no, salutarla e dire ci hai provato, arrivederci e grazie. Una cosa che magari si potrebbe fare, ma non so se servirebbe un intervento legislativo, che magari al prossimo concorso, ai concorsi successivi, anziché bandire concorso per le donne, rimanere aperte le graduatorie per 2, 3 anni, 4 anni, non so. Ma questo io non credo che sia, a me non va. Sì, no, Pasqua, ma credo che questa non possa essere una previsione, perché poi a me non va, tu mi conosci da anni, a me non va a illudere le persone, perché poi dopo dici ma tu sai, no, credo che allora il discorso è questo. A me spiace,
Pasqua, perdonami se ti interrompo, a me spiace pure perché so che in questi anni tante ragazze hanno speso soldi in ricorsi contro ricorsi, perché poi ci sono avvocati anche senza scrupoli che pur di incassare soldi dicono sì, facciamo ricorso, abbiamo ottima possibilità di vincerlo, ma non puoi fare un ricorso su un bando di previsione di posti se il bando è di 200 No, posti su assolutamente. 200 posti, quindi è ovvio che l'avvocato deve portare a casa la pagnotta, ti dice sì, lo facciamo, abbiamo ottime possibilità, poi dice purtroppo niente, non. Quindi io ripeto, lo ribadisco e credo che sia importante che chi ci ascolti faccia una riflessione. Se avete realmente voglia di indossare la nostra divisa, andate adesso per il prossimo concorso di 3.350 in fase concorsuale, uscite le prove dei quiz, a luglio ci saranno le prove fisiche, quindi se avete realmente voglia di indossare la nostra divisa, andate e partite. Questo vale per uomini e donne, però ripeto e lo sottoscrivo, non mi chiedete più, non scrivete più se ci sarà scorrimento o non scorrimento, per quanto riguarda le donne parlo, perché ad oggi non c'è nessuna previsione e non credo che ci sarà. Quindi se avete voglia andate, terminate il percorso, ma se poi il vostro problema è partire o meno, ripeto, ce ne sono pure altri di concorsi. E l'importante è È vero. chi veste la nostra divisa la deve vestire con orgoglio e certamente non ci deve far passare, non deve pensare minimamente che il corpo di polizia penitenziaria sia secondo, terzo, quarto a qualcuno. Io lo dico sempre, non siamo secondi a nessuno. Chi fa il nostro lavoro deve essere orgoglioso di farlo. Che dici, Pasquale? Certo, condivido perfettamente, perché anche il nostro lavoro, oltre ad essere un onore, è un prestigio indossare questa gloriosa divisa, ma non ci dimentichiamo che è anche una missione e richiede comunque delle capacità particolari, attitudinali, di ascolto, di pazienza, di preparazione, che non richiedono magari altre forze di polizia, e questi ragazzi lo devono sapere prima di intraprendere questo percorso, perché poi magari si aspettavano altro, restano delusi e vanno via. E quindi ecco, prima di partire devono essere consapevoli del fatto che il nostro lavoro, oltre ad essere a servire la patria, la si deve servire in una maniera particolare, ancora con più dedizione, perché è una missione, perché noi abbiamo a che fare comunque con delle persone che comunque problematiche, che hanno dei problemi, perché altrimenti non si ritroverebbero all'interno degli istituti penitenziari, che hanno sbagliato e che comunque in ogni caso la legge ci impone di garantirne la sicurezza all'interno degli istituti, ma anche di partecipare all'opera di rieducazione e di trattamento. Quindi il nostro è un lavoro particolare, difficilissimo, e chi entra per la prima volta a fare questo lavoro dovrebbe essere preparato a sapere la missione che deve affrontare. Quindi concordo con te. Chi non se la sente, o chi magari non lo fa per passione ma lo fa esclusivamente per lo stipendio, che per carità è sacrosanto, ma oltre al desiderio dello stipendio c'è bisogno di conoscere anche il nostro lavoro e di sapere a quello in cui si va incontro. Quindi chi non ha intenzione e magari ha il dubbio, magari ha partecipato ad altri concorsi, magari ha intenzione che magari se supera un altro concorso ha già intenzione di andare via, allora è meglio che lasci spazio agli altri che veramente lo fanno con orgoglio, con dedizione e con passione. Così si evitano 2 danni, sia i danni all'amministrazione che ti ha formato, ti ha preparato e poi lui ti dice arrivederci e grazie, si evita anche il danno all'aspirante che magari è dietro in graduatoria e per pochi posti non è riuscito ad entrare. Quindi condivido pienamente il tuo appello e lo faccio mio. Pasqua, io spero di portare a casa un obiettivo entro la chiusura della legislatura, se qualcuno mi ascolterà, ma ho la fortuna e il piacere di lavorare con persone che ascoltano, quindi io vorrei proprio fare una previsione normativa che se tu in un anno hai più concorsi devi decidere dove andare, e quindi se tu ne vinci uno automaticamente deve decadere l'altro, perché altrimenti non ne usciamo più, perché questo governo, voglio ricordare, col 653 che parte ad ottobre, a proposito tanti mi chiedono quando esce la graduatoria, uscirà a breve ragazzi, quindi ci siamo, non vi preoccupate. Quel 653 sono solo uomini ed era proprio in previsione del fatto che in tanti poi durante parlo del 186esimo corso hanno abbandonato, sono andati in altre forze di polizia. Quindi cosa ha fatto il governo? Ha fatto emanare all'amministrazione un
un ulteriore concorso straordinario per ricoprire proprio il numero di persone che hanno abbandonato. Vedi, questa è una cosa che fortunatamente noi abbiamo questo governo che attenziona il nostro corpo, quindi di conseguenza sono riusciti a coprire questi posti. Però non è sempre così. Quindi io ripeto, farò appello a chi di dovere, ne parlerò a chi di dovere. Secondo me è opportuno che se tu in un anno partecipi a vari concorsi, se vinci il primo e decidi di accettare il primo, automaticamente devono decadere tutti e per 3 anni tu non devi fare più concorsi, perché ripeto, è un danno che tu fai all'amministrazione, allo Stato, è un danno che fai a quelle persone che realmente tengono a indossare la nostra divisa. Non è giusto, perché purtroppo a me, Pasquale, è capitato spesso di conoscere ragazzi che ci tenevano, ragazzi e ragazze che ci tenevano in maniera particolare ad entrare nel corpo. Io ho conosciuto addirittura persone che vincitrici di Polizia di Stato, addirittura qualcuna vice ispettore di Polizia di Stato, che nonostante ciò non gliene frega nulla, vogliono entrare in polizia penitenziaria perché, guarda, tu dici Anto, stai dicendo una cavolata. No, è così e lo dico con orgoglio, lo dico con orgoglio rispetto a chi poi parla sempre male del nostro corpo. Ci sono tantissime persone interessate ad entrare nel corpo di polizia penitenziaria, però spesso si vedono la strada sbarrata da queste persone che vincono il concorso, entrano, fanno 1 mese, 2 mesi, 3 mesi e se ne vanno in un'altra forza di polizia e, ripeto, come dicevamo prima, fanno danno all'amministrazione, all'istituto che comunque dove sono stati assegnati e soprattutto a persone che hanno delle aspettative, e questo è sbagliato. Cioè, quindi Sì, è vero, serve un intervento legislativo, secondo me, non so in che termini potrebbe essere, diciamo, predisposto, nei termini che hai detto tu, oppure piuttosto come si faceva una volta con i VFP che potevano partecipare a un solo concorso. no, ma così deve essere, perché io sono stanco di vedere quindi persone che vengono da noi, si fanno una passerella, si rubano uno stipendio, tra virgolette, rubare, attenzione, e poi se ne hanno in altre forze di polizia. Dici, ok, perfetto, la polizia penitenziaria ci è servita solo di passaggio, ma non esiste proprio, perché tu la nostra divisa la devi rispettare, amare e devi avere l'orgoglio di indossarla. Ma abbiamo un ascoltatore, mi dice Natalia, un ascoltatore che, ma è sobrio, sì? È sobrio? Ah, pronto? È caduto. Richiamalo, vai, richiamalo. Eccomi Pasqua, perdonami, ma avevamo un'altra sì, persona in capisco linea. perfettamente. Capito? Quindi ecco, c'è. Salve, da dove chiama? Chiamo dal feudo del senatore Andrea Ostellari, che dovrebbe essere anche sottosegretario alla giustizia, se non erro. No, allora non chiami da Vicenza, ma da Padova. No, da Padova, sto chiamando da Padova. Ah, allora hai barato, perché prima telefonicamente mi hai detto che stavi a Vicenza. Bravo. No, vabbè, ma Vicenza-Padova sono 20 chilometri. Abbiamo comunque l'altro nostro conduttore, Sì, ho cioè sentito, uno dei padroni di cose, Federico Gallo. Ah sì, abbiamo in diretta Pasquale Gallo, il nostro segretario nazionale. Io stavo presentando te. Abbiamo il padrone di casa che è Federico Carbonara, uno dei padroni di casa è Federico Carbonara, che oggi ha preferito andare a mangiare e bere anziché venire in trasmissione. Va bene, ne terremo conto. No, vabbè, sono un matrimonio di un amico, per una volta che vengo invitato e un caro amico si sposa un giorno lieto, non potevo non esserci. Ma è sicuro lui ne è convinto, sto amico tuo Federico? È già fatto, ormai già fatto. Quindi, no, Pasquale non possiamo più dirgli nulla, già ha fatto danni. Un caro saluto a Federico, un abbraccio. Grazie di cambio. Come stai Fede? Allora, che ci dici? Bene. Beh, niente, che devo dire. Una cosa mi ha colpito in questa settimana, sai che io inizio sempre molto a pelle. Mi ha colpito il 2 giugno vedere quello che è il comandante, il direttore generale di una nuova direzione della polizia penitenziaria, Augusto Zaccariello, alla parata del 2 giugno, essere molto, guardare la parata con deciso trasporto, molto colpito era. Sappiamo che è una persona che ha fatto tutta la gavetta, l'agente di custodia, dell'agente di custodia, poi ispettore della polizia penitenziaria, commissario, ha avuto incarichi di comando difficili come Parma, e ha fatto piacere per una volta vedere una persona con la divisa visibilmente commosso. Occhi pieni, io li ho visti come occhi pieni di orgoglio, Fede. Sì, però era anche molto, è il segno di un cambiamento, profondo, quantomeno al vertice. Ora bisogna trasmettere nel territorio il cambiamento, perché
ancora troppo c'è da fare nel territorio, ancora troppi problemi. Fede, tu da buon padrone di è stato casa bello. sai, Fede, tu da buon padrone di casa sai che quando c'è una telefonata da casa ha la precedenza. Quindi sentiamo un attimo chi è. Buongiorno. Sono Lisetta, buongiorno a tutti. Ciao, Semplicemente volevo fare gli auguri oggi a tutta l'Arma dei Carabinieri che fanno molto per noi, perché oggi è la loro festa. Nient'altro, ragazzi. Buona giornata Perfetto, anche a grazie. Vabbè, ovviamente non possiamo non associarci agli auguri all'Arma dei Carabinieri, cioè un orgoglio per la nostra nazione, quindi auguri a tutti i carabinieri d'Italia, all'Arma tutta. Quindi Fede, anche perché Antonio Fellone è un carabiniere, ex carabiniere. No, io lo dico con niente. orgoglio. Io dal novembre 95 al novembre 96, 1996 parliamo, purtroppo ho fatto parte dell'Arma dei Carabinieri e ne sono realmente orgoglioso, perché è stato veramente, mi ha insegnato tanto. Dobbiamo andare in pubblicità, aspettateci. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Eccoci, siamo ritornati, abbiamo in linea il nostro, uno dei padroni di casa, Federico Carbonara, abbiamo il nostro segretario nazionale, quindi il segretario nazionale del SINAP, Pasquale Gallo, che gli avevo detto che gli rubavo mezz'ora, quindi Fede, se me lo permetti, facciamo i saluti a Pasquale, perché poi in linea abbiamo anche Luigi Zaccaria, Dipartimento Carcere e Polizia Penitenziaria della Lega del Lazio. A te la parola, Pasquale. Io vi ringrazio sempre, perché è sempre un piacere sentirci ed ascoltarci e far sentire la voce della Polizia Penitenziaria in Campania, e vi do un abbraccio a tutti e vi auguro un felice fine settimana. A te Pasquale, grazie sempre per la disponibilità. Ciao Pasquale. Ecco, salutiamo Luigi Zaccaria che è in diretta. Ciao Luigi. Sì. Ciao Antonio, grazie ancora di avermi coinvolto anche in questa trasmissione. Un saluto a tutti i colleghi della Polizia Penitenziaria, al vostro sindacato che tanto si spende sui territori, e un saluto ai colleghi dell'Arma dei Carabinieri per il loro 212° anniversario, e poi, se mi consenti, un saluto al caro amico Gianluca Buonanno, che 10 anni fa, ahimè, ci ha lasciato in un grave incidente, un tragico incidente, ha perso la vita, non è più tra noi, quindi un saluto in quanto un grande politico, una persona che ha fatto tanto per la Lega e lo ricordiamo con affetto. Grazie. Assolutamente. Fede, allora dicevi, ti abbiamo interrotto perché poi tra Lisetta e la pubblicità dicevamo degli occhi di orgoglio. Mi piace questo grande cambiamento, perché una volta negli spalti non c'era quasi nessuno, non c'era nessuno a rappresentare la Polizia Penitenziaria, almeno come vertice. Invece quest'anno per la prima volta abbiamo avuto Augusto Zaccariello, e insomma è stata un'emozione per tutti vedersi rappresentati al vertice, che poi è stata trasmettere questo cambiamento dal vertice al territorio. Ecco, è stata bella anche, Fede,
la parata dei nostri colleghi della polizia penitenziaria. Io a vederli, per me ovviamente mi sono riempito d'orgoglio, perché comunque è senso di appartenenza, no? Rispetto agli altri anni, quest'anno ho visto un'attenzione maggiore proprio. Chi è che è caduto? Fede? È caduto. Qui dicevo che c'è stata anche un'attenzione assolutamente maggiore, no? Per il nostro GOP, e quest'anno veramente mi ha riempito d'orgoglio. Luigi, non so se tu hai visto la parata. Sì, Molto bella. E questa è in risposta alla signora Ilaria Salis. Io ho fatto un post ieri proprio su questo, che la signora Ilaria Salis ogni tanto se ne esce con una delle sue, no? Dopo il fatto di voler chiudere le carceri italiane, l'altro giorno ha detto che il 2 giugno va festeggiato, ma senza le parate militari e le parate con militari e forze di polizia. Poi ci dirà lei magari come vuole festeggiarlo il 2 giugno, ma io un pensierino ce l'ho. È tornato Federico? No. Ecco, Luigi, niente, volevo un pensiero sulla questione 2 giugno, su quello che ha detto Ilaria Salis. Guarda Antonio, io penso che quando sfilano tutti i corpi delle forze armate, tutti i corpi di polizia in una giornata di festa dove non emerge solo l'azione che i corpi di polizia fanno e le forze armate nell'arco di quello che è l'attività di servizio, ma emerge che cosa? Un concetto di legalità, di sicurezza, e soprattutto da trasferire a chi? Ai giovani, per far apprezzare il decalogo istituzionale che quei corpi di polizia rappresentano e che difendono lo Stato in ogni sua parte, in ogni sua azione, contro la mafia, contro le guerre. Senza quelle divise, io faccio una domanda a questi personaggi che invescono quotidianamente contro di noi e contro chi indossa una divisa: chi difenderebbe il nostro paese? Forse loro? Forse con le bandiere Free Palestine? Ecco, io quando vedo sfilare uomini in divisa sono orgoglioso di indossare una divisa, mi sento parte importante di questa nazione perché ne faccio parte, ma mi sento anche orgoglioso di vedere quel tricolore, perché rappresenta non solo noi in divisa, ma rappresenta tutti gli italiani. E quindi quando si parla di accomunare tutti sotto un'unica bandiera che rappresenta il nostro tricolore, le divise, gli uomini in divisa, gli uomini delle forze dell'ordine, delle forze armate, lo rappresentano forse più degli altri, perché hanno perso la vita, e tanti caduti non li dimentichiamo, che ci sono stati durante le guerre che hanno investito il nostro paese, ma anche per operazioni di pace, dove ricordiamo in Siria abbiamo perso anche i colleghi dell'Arma dei Carabinieri per difendere in quei territori che cosa? Non solo la libertà, ma anche quel tricolore che era in missione di pace. Quindi penso tu sia d'accordo su questo. Certo, è tornato Federico. Fede, ci sei? Vi chiedo scusa, ma sono in una zona collinare tra Colle Euganei e Monti Belici e va bene la linea, quindi non ho saltato, però ho sentito. Per una volta sono d'accordo anch'io con il buon Zaccaria, chiedo scusa ma il nome di battesimo Luigi. In effetti in un momento di fortissima instabilità internazionale, economica e interna, insomma, avere delle istituzioni su cui poter contare non è una cosa da poco, è un mondo in guerra, un mondo instabile, quindi una cosa che sembra garantita oggi non l'è più domani, e evidentemente forse qualche esame di coscienza ai vertici o qualche parte politica se lo dovrebbe fare, insomma non c'è più niente di sicuro, quindi quantomeno le fondamenta dello Stato, che sono le forze dell'ordine, le forze armate, è necessario averle, e dirò di più, è brutto perché comunque io capisco le forze armate, l'avversione qua e di là, però è come l'assicurazione della macchina, non succede, ma se succede poi chi ti viene a difendere? Batman? Noi tutti speriamo che la guerra non arrivi mai più, oppure speriamo tutti che non ci entri il ladro in casa, o non ci accoltellano la figlia, la zia o la nonna, o che non ci siano evasioni o rivolte nei carceri. Però purtroppo il bene e il male fanno parte della vita, sono cose che accadono ed è necessario averle, e quindi è necessario anche portare rispetto a chi indossa una divisa, che fa insomma un lavoro duro. Come c'è la scuola, la sanità, c'è questo comparto necessario che assicura insomma la sicurezza e lo Stato, la fondamenta delle istituzioni democratiche. Dobbiamo ragionare su questo, perché il mondo non è più quello di prima. Poi vedo che ci sono persone appunto che pretendono interventi militari a favore della flottiglia, oppure di mandare gli uomini in Ucraina. Sapete che quegli uomini e quelle donne che dovrebbero andare con la flottiglia in Ucraina sono sempre persone in divisa. Mi fa specie che siano i soliti a chiedere cose del genere.
Io vi ringrazio e vi saluto, visto che la linea va e viene, ho problemi, mi sentite insomma che la linea non è buona e vi devo chiedere scusa, ma non riesco a stare ancora in trasmissioni. Vi lascio in ottime mani, sia di Antonio Fellone sia del buon Zaccaria, che chiedo ancora scusa, ma il nome di battesimo non mi viene in mente. Ciao Federico, anche a Natalia. Luigi, scusami, chiedo scusa, tanto mio bisnonno, che era bersagliere, di cui teniamo ancora un quadro in casa. Mio nonno è stato a fare la guerra in Grecia, Albania, ed è stato tremendo, però ancora ci raccontava. E là capisci il sacrificio della divisa di un signore che faceva il calzolaio, che era mio nonno, in un piccolo paese della Puglia, che si è ritrovato all'improvviso al fronte in Albania, all'inizio ricoperto di pidocchi, e insomma a schivare le bombe e le granate che i greci tiravano addosso. Sembra una cosa lontana, ragazzi, io mi auguro che non arrivi mai più. No, speriamo però, di no. Come la situazione della no. macchina, facciamo attenzione, è un mondo strano, un mondo insicuro. Basta un attimo, teniamoci strette le nostre istituzioni, le nostre forze armate, le nostre forze dell'ordine. Vi saluto. Ciao scusa. Fede, ciao, a presto Fede. Ciao. Ciao Federico. Niente, volevo rispondere a una domanda che è arrivata su WhatsApp, non c'è il nome della persona. Buonasera, una domanda per il signor Fellone. Carlo, la regia mi dice Carlo, che non lo leggevo. Buonasera, domanda per il signor Fellone. Spesso si sente parlare di unificazione tra Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, diventando un unico corpo. Potrebbe essere mai possibile? Secondo me no. Non può essere assolutamente possibile una cosa del genere, non vi è previsione. In passato c'è qualcuno che ha fantasticato, ma è praticamente impossibile. Poi io dico, sarebbe comunque cioè, dove sta il vantaggio? Non c'è vantaggio, perché comunque sono due corpi che fanno cose completamente diverse, anche se noi come come Polizia Penitenziaria stiamo facendo tantissimo lavoro anche sul territorio, e questo è veramente bello, è un qualcosa in più. Però ad oggi mi sento di dire che non c'è proprio nulla, non andate dietro le chiacchiere, perché non c'è nessuna previsione, né per adesso né in futuro. Quindi la risposta che mi sento di darti per adesso è questa. Detto ciò, Luigi, come si è conclusa la questione relativa all'auto del grande magistrato Falcone in Via di Brava? Oh, guarda, da quello che ne Scusami so, Luigi, scusami, voglio fare una precisazione a tutti coloro che ci ascoltano per news relative ai concorsi. Ho visto tante domande. Dopo gli ultimi 10 minuti della trasmissione io li dedico proprio ai concorsi e al concorso in atto, e risponderò alle domande sia arrivate sui social che sui vari gruppi. Vai, scusami Luigi. No, ci mancherebbe. Intanto auguriamo ai giovani di avvicinarsi sempre di più alla Polizia Penitenziaria, perché è un corpo in continua crescita, in continua evoluzione, con una specificità unica rispetto a tutti gli altri corpi di polizia. Quindi ricordiamolo questo. Sono molto felice che la grande visibilità che sta avendo questo corpo di polizia, che negli anni insomma ci ha visto impegnati in vari settori, dare veramente tanto, e oggi vedere sia la parata del 2 giugno, il dottor Zaccariello che rappresenta in un modo efficientissimo ed ineccepibile questa divisa, ci inorgoglisce. Poi vedere tutti i reparti schierati, sfilare e dare il giusto merito a chi è dietro le quinte, perché non dimentichiamo che il compito istituzionale primario della Polizia Penitenziaria è la custodia degli istituti penitenziari e soprattutto garantire l'espiazione della pena. Questo però non esula che ci sono tanti altri compiti importanti che Antonio conosci benissimo, che consentono alla Polizia Penitenziaria di fare indagini, consentono alla Polizia Penitenziaria di fare azioni di contrasto forte a quelle che sono le organizzazioni criminali su base nazionale. Detto questo, torniamo alla vicenda Falcone. Come tutti sappiamo, la Polizia Penitenziaria si è tanto spesa per questa vicenda, ci sono stati tutti, e dico tutti, i sindacati di Polizia Penitenziaria che si sono espressi sulla vicenda con grande perplessità, soprattutto dopo le dichiarazioni del Guardasigilli, che asseriva che questo veicolo sarebbe stato poi trasferito, in prima battuta si diceva direttamente trasferito a Palermo presso questo museo privato.
Poi successivamente, a seguito di tutte le lamentele, tutte le perplessità nate dalle organizzazioni sindacali, non solo, anche da noi, Antonio, perché diciamolo, noi come Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria, sia su base nazionale con te che su base regionale in Lazio con me, abbiamo scritto ai vertici della Lega, abbiamo scritto a Matteo, abbiamo avuto le risposte anche da Jacopo Morrone, ex sottosegretario alla giustizia, che è intervenuto oltre che come politico leghista, ma anche come esponente in virtù di quello che era il ruolo che aveva avuto in precedenza. Ringraziamo insomma tutti quanti per averci supportato, anche il sottosegretario Ostellari, Duricon e tutti coloro che hanno visto insomma nella nostra azione qualcosa di concreto. Però andrei nel dettaglio. Cioè, a seguito di tutte queste lamentele, a seguito di quello che delle esternazioni anche fatte dai colleghi su Via di Brava, successivamente c'è stata una sorta di tornare indietro forse da parte dell'amministrazione, in quanto hanno fatto un sopralluogo sul posto, hanno verificato che probabilmente spostarla creava dei problemi e che poteva mettere a repentaglio anche l'instabilità del veicolo stesso. Il giorno insomma 29 maggio sono andati lì per fare i sopralluoghi. Da questo sopralluogo sembra che abbiano desistito in una prima fase. Speriamo che sia così, noi ce lo auspichiamo tutti, sentendo anche i colleghi che sono a Via di Brava, tra cui anche saluto Gianni Capparella, che tanto si è speso per custodire, mantenere, coinvolgere tanti bambini all'interno della Lega per mettere in risalto quello che era questo cimelio. La considerazione forte è questa. L'amministrazione speriamo dove anche sì. Mi senti? Sì, no, dico speriamo, anche perché io avevo notizie che comunque si trattava di uno spostamento pro tempore, da quello che ho visto io. Speriamo che sia così. Sì. Speriamo che sia così. Lui, Antonio, permettimi perché mi sono dimenticato una cosa e ringrazio Natalia per avermela ricordato, cioè quindi non me l'ha ricordato. Non ho dato i numeri per poter chiamare perché qualcuno mi ha scritto, volevo telefonare ma non ricordo il numero. Il numero è per intervenire in diretta, è lo 029294 7222, ripeto 029294 7222 per chi volesse intervenire e fare qualche domanda. E invece WhatsApp il numero è 340 6709 659 340 6709 659. Eccoci lui, perdonami ma il bello della diretta è anche questo. Quindi tornando a quello che dicevo, è apparsa questa comunicazione che l'auto non sarebbe più stata trasferita definitivamente, ma sarebbe stata portata a Palermo momentaneamente. Noi auspichiamo che questo accada, ma momentaneamente, magari possa essere prestata, anche con tutte le perplessità che hanno espresso anche i sindacati, non solo noi, che spostarla potrebbe veramente pregiudicare questo simbolo. E noi auspichiamo che questo non accada. Certo, lui allora dai, lo facciamo insieme, leggiamo alcuni messaggi che sono arrivati così gli diamo una risposta in diretta, perché comunque è sempre giusto e corretto dare attenzione a chi ci segue. Elena Genovese si scrive: buon pomeriggio, una domanda: perché vinto il concorso non mandate ogni vincitore nella propria regione? Magari per i ragazzi potrebbe essere un giovamento e un input in più a rimanere. Buon lavoro a tutti i neoagenti. Allora, cara Elena, ma magari il problema è uno che il dato è tratto, il 98% dei partecipanti ai concorsi delle forze di polizia, tutte, non solo la polizia penitenziaria, provengono dal sud, quindi significherebbe chiudere gli istituti del nord e non avere rappresentanti di polizia sul territorio nazionale, cioè quindi al nord. Quindi comprendo quello che lei abbia voluto esprimere dicendo sì, li mandiamo a casa loro, sì, perfetto, e al nord chi ci va a lavorare? Quindi spero di essere stato chiaro. Poi ce n'erano altre, solo che sto avendo problemi che non riesco a leggerli. Ringrazio Giovanni Auriemma che mi dice di non mollare. Infatti Enrico Sacco gli risponde: poi al nord non ci sarebbe personale. Però non capisco perché non riesco ad aprire le altre domande, perché ne sono un bel po'. Tanti mi chiedono se c'è lo scorrimento, se ci sono previsioni di scorrimento. Ragazzi, ad oggi non c'è nessuna previsione di scorrimento. Ecco, ho trovato ecco, qualcuno mi dice dovrebbe essere abolita lei come europarlamentare, riferito al discorso che facevamo della Salis.
Detto ciò, poi mi chiedono se vi è previsione ancora, anche qui in questo caso mi chiedono, poi mi scrive, non riesco a leggere il nome, per noi fedelissime che comunque abbiamo partecipato e attendiamo lo scorrimento, ma magari non ce ne saranno. Purtroppo è così. Lo scorrimento avviene solo se una candidata lascia magari quel posto, e magari di conseguenza, e lo fa durante il corso, all'inizio del corso spesso viene sostituita, oppure chi magari non si presenta proprio, allora lì in quel caso viene fatto lo scorrimento. Se voi mi chiedete uno scorrimento bello, tosto, congruo, non ci sarà nulla. Per adesso non c'è previsione. Ecco, è Annuccia Lamanna che mi chiedeva idonee vincitrici, niente, no, purtroppo per adesso non c'è nulla. Niente Luigi, quindi per adesso l'auto del giudice Falcone è rimasta in via di Brava. Voglio ricordare una collega a proposito, perdonami sempre Luigi, ma la diretta è un work in progress e quindi magari qualcosa mi sfugge. Voglio ricordare una collega che è Imma Cavagnolo, che purtroppo 3 anni fa, il 2 giugno di 3 anni fa, ha perso la vita in servizio mentre faceva le prove per proprio la manifestazione del 2 giugno. Imma, un abbraccio grandissimo fin lassù dov'è, un abbraccio grande va a Massimo, il marito, che in questi anni sta facendo di tutto affinché il nome di Imma rimanga comunque sempre presente e impresso in ognuno di noi, quindi volevo ricordare Imma. Tutto qui. Eccomi, vai Luigi. Mi associo senza ombra di dubbio al dolore che colpì tutti i colleghi nell'apprendere quella brutta notizia in quella giornata. E io vorrei rispondere anche un attimo ai messaggi che ci hanno inviato. No? Molti si domandano perché insomma non vengono mandati gli operatori di polizia in tutti i corpi di polizia vicino a casa, ma è anche un motivo di opportunità. Guardate, io sfido chiunque, no? Ad indossare una divisa e all'improvviso trovarsi in una realtà territoriale come quella campana, sicula o di altre regioni molto molto presenti come organizzazioni criminali. Non è facile indossare una divisa e ritrovarsi dall'oggi al domani in un ruolo istituzionale, quindi è anche un motivo di opportunità, crescere. Tutti noi, io come Antonio, siamo andati a fare la nostra prima esperienza fuori dalla nostra regione, poi siamo arrivati a creare la nostra vita in regioni nemmeno quelle dove siamo nati, ma questo significa che comunque la nostra disponibilità è stata data al corpo, ma anche per crescere e portare iniziative varie. Però è proprio un motivo di opportunità. Tutti i corpi di polizia, lo ricordiamo, in Guardia di Finanza ci vogliono circa 6-7 anni per arrivare nella propria regione. Non si può essere trasferiti nelle regioni limitrofe, la stessa cosa nell'Arma dei Carabinieri. Io invece un appello lo vorrei fare ai ragazzi che quotidianamente sono lontani da quello che è il ruolo istituzionale dei corpi di polizia, cioè partecipate a questi concorsi, fatelo con dedizione. Tra l'altro negli ultimi anni, Antonio, le donne, le femminucce sono sempre di più che partecipano e sono più preparate degli uomini. Vi do un dato che vi farà sorridere: negli ultimi concorsi il livello di media punteggio femminile si è spostato oltre il 9 per accedere quindi a quelle che sono le prove selettive successive. Il problema è questo, Luigi, perdonami se ti interrompo, il problema è questo, che purtroppo ai noi nel nostro corpo, quindi nei concorsi che riguardano la polizia penitenziaria, il numero per le donne è sempre molto di meno rispetto a quello degli uomini. Se noi guardiamo l'ultimo concorso, si parla tra civili e militari, parliamo di circa, se non ricordo male, 302 donne rispetto a 3.200 uomini, quindi pagano dazio per questo. Vedo altri messaggi, Luigi. Saluto Angelo Rennella, un caro amico che ci saluta. Poi per quando è prevista la pubblicazione, invece Simone Melfa ci scrive: per quando è prevista la pubblicazione della graduatoria 653? Ragazzi, come ho detto prima, a breve. Poi saluto Giovanni Auriemma. Infatti Enrico Sacco risponde a Elena Genovese: poi al nord non ci sarebbe personale, quello che dicevamo noi prima, Luigi.
Bello questo messaggio di Carmine Mainolfi: grande corpo la polizia penitenziaria, non la cambierei con nessuno. Punto. Questo è veramente un bel messaggio, condivido assolutamente. Poi Pia Aurelio ci chiede il concorso 2026 quando partirà. Non riesco a capire cosa intende per il concorso 2026. Quelli che è questo, che è il concorso che è in atto, sicuramente non prima dei primi mesi del 2027. Ne abbiamo tanti di messaggi oggi. Bianca Maria Bova: le idonee non vincitrici verranno mai chiamate? Ad oggi no, non credo. Saluto Giuseppe Patricelli che si scrive che è d'accordo con noi. No, tantissimi messaggi e questo mi fa piacere, vuol dire che ci ascolta. Saluto all'amico Mariano Lobianco, Giovanni Riontino, Antonio Montemurro, Francesco Tessitore, tanti che ci stanno ascoltando e stanno interagendo con noi, però bene o male poi le domande sono sempre le stesse. Io ho guardato Facebook, non riesco a vedere Instagram, altrimenti se vado a guardare Instagram non ne usciamo più, perché anche lì sono arrivate tantissime domande. Quindi noi, Luigi, delle risposte le abbiamo date e cerchiamo comunque sempre di darle ogni venerdì. Poi ti lascio concludere e poi facciamo la chiusura, perché Natalia con gli occhi minacciosi mi sta dicendo che mancano 3 minuti alla chiusura della trasmissione. Vai Luigi. Allora, io ti ringrazio come sempre per tutto il lavoro che fai e per avermi invitato a questa trasmissione. E non sarà l'ultima volta, tornerai. Non di un centimetro, anche perché siamo convinti che qualora si possa intavolare un discorso sano e serio con l'amministrazione, affinché si comprenda che quell'auto non è solo un cimelio, perché rappresenta un qualcosa di molto più importante. Togliere l'auto dalla scuola non significa soltanto spostare un veicolo, ma significa separare un luogo simbolo che ha una forte identità, e questa identità viene trasferita ai giovani allievi che vanno ad affrontare poi un percorso molto importante in ambito di carriera, che è il contrasto alla mafia, il contrasto alle organizzazioni criminali. Quindi contestualizzare questo è molto importante, anche per dare forza a quello che è il messaggio che dice Giovanni Falcone ci ha lasciato in eredità, cioè portarlo all'interno, portare quell'auto all'interno del museo privato, come decontestualizzerebbe il tutto e renderebbe quel veicolo soltanto un prodotto commerciale sulla quale insomma poi diffondere un messaggio che non sarebbe alquanto istituzionale, ma sarebbe solo un messaggio forse personale, mi sono così poco, un messaggio del ricordo, della memoria, ma non contestualizzato su quello che era la posizione di quello che hanno fatto i colleghi che hanno perso la vita quel tragico attentato. Quindi in una scuola di polizia questo rimane vivo e si fa comprendere che cosa significa riuscire insomma a contrastare quel fenomeno mafioso. Ok, grazie. Ok, grazie Luigi, okay. Noi ci sentiamo presto, certamente tornerai in trasmissione da noi e niente, per adesso ti auguro una buona giornata allora. A presto Luigi. Grazie, saluto a tutti voi. Okay, ciao, grazie. Grazie. Leggo una delle ultime domande che sono arrivate sui vari social. Ci sarà possibilità di uno scorrimento del secondo scaglione? Come dicevo prima, lo scorrimento vi è quando non si presentano le persone al corso. È ovvio che se al corso non si presentano 10 uomini e 4 donne, certamente verranno chiamate quelle utili in posizione utile in graduatoria. Quindi quello scorrimento lì certo sì che si fa, perché ovviamente c'è l'opportunità, perché sta per partire il corso. Se mi parlate di scorrimento di idonei non vincitori, no, quello non c'è nessunissima previsione. Anna Annuccia ha detto che vuole andare, Anna Annuccia, la manna, dice che vuole andare anche in America, beata lei. Quindi vede, si fa il concorso in polizia penitenziaria americana. Ringrazio a tutti. Quanto tempo abbiamo, Natalia, per i saluti? È finita. Niente, ci vediamo venerdì prossimo. Allora, ci vediamo venerdì prossimo. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e dato attenzione. È stata una bella trasmissione, è volata. Quindi ci vediamo venerdì prossimo, come dico sempre. Viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP, grazie a Radio Libertà, grazie a Natalia e alla Lega tutta. Buona serata. Avete ascoltato Spazio